TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, un trentenne mestrino residente in via Manin, nel piano centro città, si è visto comminare 6 contravvenzioni per transito nella ZTL Mestrina per una incomprensione causata dalla perdita della targa. Proprio questo episodio, infatti, è la base delle multe che l'uomo ha ricevuto dalla Polizia Municipale di Venezia e del conseguente ricorso già preparato dall'Adico a sostegno dell'automobilista. Il nostro assistito, spiega Carlo Garoffolini, presidente dell'Adico, ovviamente senza alcun dolo e senza alcuna colpa, ha dato per scontato che la nuova targa sarebbe entrata automaticamente nel sistema della Polizia Municipale per l'autorizzazione al passaggio in ZTL. Con il nostro ufficio legale abbiamo appunto presentato ricorso basandoci anche su sentenze che danno ragione all'automobilista multato, ma comunque in buona fede. Ed è in arrivo una nuova edizione del progetto Scuola Sicura Veneto, l'11ª, che partirà lunedì 21 ottobre da San Donà di Piave, dove al liceo Eugenio Montale verrà ospitata la prima tappa del format, ideato nel 2016 dall'assessorato regionale alla protezione civile e dedicato alle scuole del territorio. La mattinata tipo prevede che le attività esercitative si aprano con una prova di evacuazione, annuncia l'assessore Giampaolo Bottacin, durante la quale gli alunni partecipano alle varie fasi tipiche di questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seconda delle località, la prova potrà essere dedicata a una simulazione di incendio, terremoto o alluvione. L'obiettivo, conclude l'assessore, è da un lato promuovere la cultura della sicurezza nei giovani, dall'altro stimolarli a capire che cosa sia la protezione civile, invogliandoli a diventare in futuro volontari. Ieri mattina alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia ha ospitato la quinta edizione della premiazione del lavoro, del progresso economico e dell'innovazione, nota anche come premio fedeltà al lavoro, indetta dalla Camera di Commercio Venezia e Rovigo. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati 50 riconoscimenti a imprese, imprenditori e lavoratori dipendenti in attività o di recente pensionamento, che si sono distinti nei diversi settori economici del territorio. L'iniziativa è stata anche l'occasione per la consegna dei premi ai nuovi ammessi al registro imprese storiche di Union Camere e di premi speciali attribuiti a realtà considerate punte di eccellenza nel panorama locale. Passiamo ora alla pagina della cultura e degli spettacoli. Torna per la seconda edizione Mille Mondi, la rassegna di Mira e Mirano con le famiglie. Il progetto culturale teatrale era dedicato alle giovani generazioni che i due comuni congiuntamente promuovono nei rispettivi teatri cittadini, cioè il Teatro Villa dei Leoni di Mira e il Teatro di Mirano. Il programma prevede 8 titoli in scena da novembre 2024 ad aprile 2025, in altrettante domeniche per le bambine e i bambini a partire dai 3 anni di età, e vedrà susseguirsi sui due palcoscenici il meglio del teatro per l'infanzia italiano. Ma le proposte non si esauriscono qui. A Mira l'offerta si amplia con un ulteriore spettacolo gratuito a tema natalizio. A Mirano invece si sostanzia nella conferma dei due laboratori teatrali per bambine e bambini, uno annuale e uno legato specificamente agli spettacoli in cartellone. Ulteriori dettagli nel nostro sito notiziaplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.